raccontare di Caorle perché l'idea di passare dal colore al bianco e nero, di collegare il bianco e nero alla foto, ci è venuta a Caorle. Quando non riuscivo a fargli fare le fiabe, siamo andati a Caorle 2 giorni, un albergo, una stella e mezza era più o meno, no? Che era proprio fronte mare, era una zona 10, cioè, praticamente era Concordia Sagittaria, praticamente, San Stino e Livenza. E allora lì c'era tutta l'idea di collegarci, cioè di riprendere la fotografia mantenendo il bianco e nero per dare continuità, gli è stata la svolta. Va bene. Adesso sentiamo il psicanalista Luigino Lizier. Hai già sentito 2 fiabe, una sul divano e l'altra cos'era? Quella dell'omino eccetera. Poi hai già ampio materiale per squartarmi, per distruggermi. E insomma adesso sentiamo cosa ci dice sulla fiaba. Aspetta, io non sono pratico questo. Si appoggia, sì. Allora, io inizio a dirvi che sulla fiaba c'è parecchio materiale già scritto. Uno è Prop, che ha fatto tutto un lavoro sulla morfologia, che è un linguista e un antropologo. Poi c'è Bettelheim che ha fatto un lavoro più accurato che è nel mondo incantato, che è un'analisi psicanalitica della fiaba, cioè dove analizza il complesso edipico e tutto di cose attraverso la fiaba. Penso che però a me interessa non tanto partire da questo aspetto, ma partire da cos'è la fiaba per la persona adulta. E qui la fiaba normalmente per la persona adulta riporta, riattiva la sua infanzia. Quindi la fiaba può essere un momento che ci si accosta come adulti all'infanzia, ma può essere anche un momento attraverso cui l'adulto respinge il bambino, costruisce tutta una serie di parole che sono all'interno di una prospettiva di allontanamento. C'è da tenere presente una cosa: noi abbiamo i diritti d'autore sullo scritto, ma la parola non ha diritto d'autore quando è pronunciata appartiene a tutti. Questo è un elemento essenziale perché ci dice che parlare è un dono, è qualcosa che si dona. A questo punto c'è da chiedersi qual è la prospettiva della fiaba. Cosa dona la persona adulta al bambino quando gli racconta una fiaba? Allora, si chiede al bambino di ascoltare, si deve spogliare completamente, non si chiede nessun atto che il bambino possa fare, solo tranquillizzati e ascolta. Vieni vicino a me e ascolta. Questo vieni vicino a me e ascolta significa innanzitutto sentire la corporeità. Il bambino ci propone e si propone come corpo. E noi attraverso questo, che a noi aspetta la parola però, no? Possiamo far sì che il bambino si rilassi, arrivi a rilassarsi.
È successo un guaio? No, no, un cane. C'è un cane. Anch'io ho paura, non ho un cane. Un cane ferocissimo, un cane. È l'irrompere della fiaba nella realtà. Ha dannato un bambino. Questo perché come dire, ci sono da una parte il desiderio dell'adulto, perché senza desiderio non c'è fiaba e non c'è parola. E poi c'è la fiaba, c'è il racconto. Dicevo anche l'altra volta che quando un bambino, quando si racconta una fiaba a un bambino, per le prime volte sta lì ad ascoltare, no? Poi la fiaba entra, come dire, nel vissuto del bambino. Tanto che se noi sbagliamo, il bambino ci corregge. Dice no, non va bene così. Allora c'è da chiedersi se il bambino conosce già la fiaba. La conosce perché ormai la sa anche lui. A cosa gli serve la fiaba? C'è un bellissimo racconto che da uno degli allievi di Freud, che pone il problema che il bambino che ha 5 anni, 4-5 anni, è la madre che è nell'altra stanza e gli dice: mamma, parlami. E lei fa: sì, ti parlo, ma non sono lì con te, non serve, la voce mi basta. La voce, non quello che dice la madre, la voce. Allora, quando il bambino ascolta sempre la stessa fiaba, che la conosce a memoria, cos'è che serve al bambino? La voce. Ed è la voce l'oggetto transizionale che fa sì che il bambino possa recuperare tutto ciò che ha investito all'esterno nel gioco, possa riprenderlo, e riposare e poi addormentarsi. Perché il problema del dormire è la capacità che ha l'individuo di riportare su di sé tutta l'energia che ha investito all'esterno. Si chiude, e si ritorna. Momentaneamente c'è un aspetto narcisistico che ritorna, e la persona prende sonno. Chiudo? Sì? Vabbè, Era bello però. vi volevo parlare. No, dicevo che era bello. Non abbiamo ancora tempo. Non so, che ore sono? Sì, meno un quarto. Meno un quarto. Poi volevo leggere 2 fiabe, poi anche